Bentrovati, ci ritroviamo appunto dopo il Ferragosto, terminata questa pausa, questo chiamiamolo pre-weekend, perché adesso attendiamo il weekend vero e proprio, sarà quello che ci porterà verso l'ultima settimana appunto di agosto. Allora, venetoglobe.com, la nostra web tv con il canale 813 per il digitale terrestre, per chi ci vuole vedere sulla provincia di Belluno. Tra poco anche per tutto il Veneto, però ricordatevi insomma www.venetoglobe.com è la nostra web tv, lo spazio è quello dedicato al mondo sportivo. Andiamo subito a parlare di sport perché è stato un Ferragosto piuttosto intenso e piuttosto caldo. Ieri sera a Tallinn, sfida europea e tutta spagnola per quanto riguarda il calcio tra l'Atletico Madrid e il Real Madrid per l'assegnazione della Supercoppa europea. Era la prima volta che si affrontavano due spagnole, era la prima volta ed è stata la prima volta in cui l'Atletico Madrid del Cholo Simeone è riuscito a battere il Real Madrid di Modric. Ha vinto per 4-2 l'Atletico ed ha disputato una gran bella partita terminata dopo i tempi supplementari. Questa sera per quanto riguarda il calcio italiano, questa sera tocca invece all'Atalanta, l'Atalanta di Gasperini che affronta in casa l'Haifa di Tel Aviv. Non ci dovrebbero essere, non ci sono grossi problemi per quanto riguarda il tecnico della Dea che riparte da un 4-1 piuttosto netto e tranquillo dell'andata. Si gioca a Reggio Emilia, inizio fissato alle ore 20. Parliamo di calciomercato adesso perché il calciomercato chiuderà i battenti domani sera, venerdì 17 e sabato sarà già via alla Serie A, insomma si fa già sul serio. Piangono Sampdoria e Genoa per i fatti luttuosi che hanno ancora colpito la città della Lanterna ed è giusto tacere naturalmente, le due squadre potrebbero fermare anche la loro attività, lo hanno già fatto per quanto riguarda gli allenamenti di questi giorni. Intanto, sempre per il calciomercato, l'Inter conferma il suo tecnico Spalletti fino al 2021. I nerazzurri continuano ad inseguire il sogno Modric. Parliamo del Milan, il Milan che invece ha acquistato l'Axalt ed è un arrivo dal Genoa, un giocatore che farà sicuramente comodo a Gattuso e compagni. Il Milan attende anche la conferma ufficiale di Castello, che è un altro spagnolo che potrebbe rinforzare ulteriormente il settore offensivo. La Roma a Ferragosto ha confermato e ufficializzato Nzonzi, che tutti aspettavano, lo ha ufficializzato con un contratto addirittura fino al 2022. Se prima parlavamo di Serie A, adesso di Serie B, perché sarà una Serie B a quota 19 squadre. Prima giornata con tre fasi, 24, 25 e 26 agosto, con Cittadella Crotone, Venezia Spezia e Verona Padova, questo per quanto riguarda le Venete. Il Padova, tra l'altro, attenzione, giocherà il primo derby a Verona, ma giocherà anche alla seconda giornata un altro derby, affronterà il Venezia, quindi per il Padova ci sono questi due derby iniziali nella prima e seconda giornata. E allora ricapitoliamo, domani sera primo anticipo della B con Brescia-Perugia, si gioca alle ore 21, lunedì 27 invece il posticipo con Benevento-Lecce sempre alle ore 21. Cambiamo, lasciamo il calcio e parliamo di pallacanestro femminile. La nazionale italiana di Crespi si è allenata alla Ghirada in questi ultimi giorni, conferma che sabato alle ore 20:30 sarà a Vicenza dove affronterà la Wake Forest University. Ricavato di questa partita andrà in beneficenza alla Lega Italiana Lotta contro i tumori. Dal basket alla pallavolo femminile alle convocazioni precisamente diramate dal tecnico Mazzanti, 22 atlete che diventeranno 14 prima della partenza per i mondiali in Giappone. Tra le convocate ci sono le Pantere coneglianesi, Anna Danesi che sta disputando anche, dopo aver disputato un grande campionato con l'Imoco, sta giostrando veramente molto bene la corte di Mazzanti. E poi
poi Silla, Neo Pantera, perché è uno degli acquisti appunto delle Pantere, uno degli acquisti dell'Imoco Volley Conegliano, e poi De Gennaro. Spiccano anche tra le convocate le ex Pantere Nicoletti, De Bortoli e Melandri. L'Italia di Mazzanti si radunerà sabato prossimo ed il 22 partirà per la Turchia. Ieri intanto alle 18 a Zagabria c'è stato anche l'esordio europeo di Santarelli, il tecnico dell'Imoco Volley Conegliano, e la sua Croazia. Sapete tutti che Santarelli ha guidato e guida da quest'anno appunto la Croazia, una Croazia capitanata dalla Pantera Fabris. Prima gara per Santarelli, che ha affrontato l'Albania vincendo nettamente per 3-0. A sostenere il tecnico dell'Imoco anche 7 tifosi trevigiani, complimenti a loro che se ne sono andati in quel di Zagabria. L'altro giorno intanto l'Imoco Volley Conegliano ha ufficializzato e confermato lo staff tecnico che lavorerà appunto con Santarelli, e saranno ancora il bolognese Alessio Simone, vice allenatore, ed il cosentino Valerio Lionetti. In bocca al lupo e buon lavoro allo staff tecnico dell'Imoco Volley Conegliano. Parliamo di volley maschile con i maschi di Blengini che saranno in ritiro a Cavalese per la 5ª settimana di allenamenti da domani fino al 24, 16 gli azzurri convocati. E adesso ritorniamo al calcio di casa nostra, turno di Coppa Italia per il Montebelluna di Checco Feltrin. Il Montebelluna di Feltrin affronterà domenica in casa, domenica 19 agosto, il Cartigliano. Chi vincerà farà il primo turno e giocherà poi il 26 agosto sul campo dell'Arzignano. Per la compagine di Checco Feltrin a Ferragosto, triangolare a Salzano contro Tombolo e Robeganese, battute entrambe per 2-0. Ed eccoci a parlare di eccellenza, il campionato di eccellenza che seguiremo più che mai da vicino quest'anno, come abbiamo fatto lo scorso anno. Dovrebbe vedere un girone che molti l'hanno definito una D2, cioè una serie D con veramente molto interesse. Le squadre, il Giorgione al lavoro con una prossima amichevole fissata per il 18 alle 17 contro la Godigese a Castelfranco Veneto. Il Treviso ha giocato l'altro sera a Prata di Pordenone vincendo nettamente per 5-0, prossima amichevole domani alle 16:30 a Caltana contro il Graticolato, poi il 23 il Treviso sarà a Marostica. Andiamo a parlare di Eclisse Careni Pievigina perché ha giocato a Volpago sabato pomeriggio contro il Prodeco Montello pareggiando per 1-1. Ai nostri microfoni il giocatore dell'Eclisse Careni Pievigina, Alex Zanetti. Sentiamolo. Siamo con Alex Zanetti, terminata questa amichevole, al di là del risultato un 1-1, però diciamo una bella sgambata e un buon lavoro. Sì, è stato un buon lavoro, importante mettere minuti sulle gambe anche per noi, visto che ci sono parecchi ragazzi nuovi, anche giovani, che hanno bisogno di giocare partite vere e importanti. Oggi è stata un'amichevole contro una squadra di promozione che comunque ha dei giocatori che hanno giocato in categorie superiori, quindi è stato importante anche per noi per conoscerci sempre meglio, perché l'allenamento ovviamente aiuta a avviare i meccanismi, ma finché non li provi in campo non hai la certezza che vada tutto bene. Seconda amichevole con il Feltre siete usciti sconfitti, però giocando anche benino, dice la cronaca. Qui un secondo tempo un po' sofferto, ma il secondo tempo con tantissimi giovani, come dicevi. Sì, ma non importa, dai, alla fine la rosa è questa e sappiamo comunque che siamo una buona squadra, che possiamo dire la nostra, quindi è giusto che anche loro soffrano, perché anche quello è importante, soffrire ci aiuterà a soffrire anche in campionato, perché arriveranno le partite in cui saremo tranquilli e magari possiamo tra virgolette gestirle, e le partite in cui magari c'è da soffrire, magari da stare dietro e soffrire un attimo e cercare di portare a casa un risultato importante. Hai sofferto quest'oggi davanti e devi cambiare compagno anche quest'anno? Vabbè, no, non si soffre, dai, si gioca e si fa il meglio che si può, dai. Sarà un campionato durissimo, hai visto, no? Chi vi hanno messo e chi c'è. Il campionato sarà tosto, sì. Lo sapevamo, perché alla fine l'unica incognita poteva essere la Luparense, che magari poteva essere messa nel girone A, ma comunque Treviso, Mestre, Porto Mansueli e Piave sapevamo che sarebbero state dalla nostra parte, quindi
è cambiato poco, insomma ce n'è una in più, c'è la Luparense, vedremo come andrà, ma siamo abbastanza fiduciosi. Si diceva dietro le quinte qui che le partite sono da vincere in casa, quindi bisogna vincerle quelle in casa. Bisogna vincere anche quelle in trasferta e bisogna vincere il più possibile, il prima possibile. Bocca al lupo, Alex. Grazie. Buon lavoro e in bocca al lupo naturalmente per la prossima stagione, per questa stagione appunto ad Alex Zanetti. Allora vediamo le altre squadre. L'Union Pro ha giocato la vigilia di Ferragosto in casa contro il Belluno perdendo per 4-1. Anche il Nervesa sabato giocherà contro il Villorba, un Villorba che è andato l'altro giorno a disputare la propria prima amichevole contro l'Istrana vincendola per 1-0. L'Istrana ha disputato appunto questa amichevole di Ferragosto contro il Villorba, incappata in questa sconfitta per 1-0, ma nessun problema per l'Istrana. Ora sabato sera l'Istrana andrà ancora in campo e questa volta contro il Rosà alle ore 17. Scendiamo dall'eccellenza alla promozione perché come abbiamo raccontato, come ci ha raccontato Alex Zanetti nell'intervista poco fa, giocatore appunto dell'Eclisse Careni Pivigina, l'Eclisse sabato è salita a Volpago del Montello, ha affrontato un Prodeco Montello che è una signora squadra, è più che mai una signora squadra per quanto riguarda questo campionato di promozione. Giocatori di un certo livello, di un certo spessore che hanno giocato in categorie superiori, come ci conferma e analizza il tutto il tecnico Marco Marchetti, anche lui un gran bel tecnico. Sentiamolo. Sì, evidentemente loro hanno lavorato qualcosina in più la settimana scorsa, erano più brillanti e hanno qualità. Per cui abbiamo voluto partite impegnative proprio per confrontarci con difficoltà e oggi ne abbiamo trovate. Però anche oggi, come l'amichevole di sabato, la partita l'ha recuperata, per cui fa parte anche questo di un processo di crescita che noi abbiamo bisogno di allenare. Prima partita 3-3 con il Lia Piave, 1-1 quest'oggi recuperando e direi che il secondo tempo si è vista la qualità che hai messo dentro. Bene, li abbiamo i giocatori bravi, però al di là del risultato è proprio la ricerca di andare a recuperare che i ragazzi hanno messo in campo che secondo me è la parte più importante, è quella che dovevamo allenare in ognuna di queste partite qua. Poi se le perdiamo pazienza, però fa parte del periodo, dai. Girone visto vi danno, ci siete, come rispondi? Siamo competitivi, dico che abbiamo una squadra che ha il dovere di credere di poter far bene ogni domenica, però ci sono altre squadre che hanno fatto cose importanti, per cui noi dobbiamo fare come sempre una partita alla volta e lavorare per gradi, però abbiamo sempre un obiettivo massimo, poi vediamo dove possiamo arrivare. È un po' il tuo credo questo, no? Sì, dobbiamo fare questo, sì. Come continui? Fare agosto riposo, immagine, e poi? Domani riposiamo e poi torniamo a lavorare giovedì e poi siamo già in Coppa la prossima settimana. Per cui anche questa è una componente importante perché dobbiamo cercare di arrivare pronti, perché per noi il trofeo della Coppa è comunque per la promozione importante. Bocca al lupo e buon Crepi anche a voi, grazie. Buon lavoro, in bocca al lupo anche a Marco Marchetti. Sicuramente il Prodeco Montello ha scelto bene un tecnico che è molto in gamba e che quindi capitanerà e guiderà molto bene la sua squadra. E allora andiamo a Vedelago invece, dove la compagine trevigiana inizia oggi la sua preparazione stagionale al campo di Albaredo. Questo per quanto riguardava il calcio, lo lasciamo brevemente, anche se avremo altre cose da dire, ma lo faremo domani, venerdì, per l'ultima trasmissione appunto della settimana. Passiamo al basket, -4 per la TVB Basket Treviso che si radunerà dal 20 agosto a Sant'Antonino, mini ritiro poi a Domegge di Cadore dal 29 agosto al 2 settembre, poi il 4 settembre, prima amichevole a Pieve di Soligo contro Udine, una trasmissione e una amichevole, scusatemi, che vi trasmetteremo appunto su venetoglobe.com. La Ruker Sanve invece nel campionato di B1 importante esordirà a Lecco in trasferta il 7 ottobre, mentre il Casa il 13 ottobre contro l'Urania Milano. Anche della Ruker quest'anno parleremo in abbondanza e seguiremo appunto le vicissitudini della formazione del presidente Guberti.
Lasciamo anche il basket e passiamo al rugby. Dopo la prima amichevole a Monigo per il Benetton Treviso contro il Worcester Warriors, ora tocca ai Leicester Tigers. Sentiamo al termine della gara contro i Warriors il giocatore del Benetton, Marco Lazzaroni, uno dei migliori del gruppo. Sentiamoli. Quest'anno ci vogliamo focalizzare più sull'aspetto positivo, no? Come inizio, come prima partita amichevole, comunque siamo ancora in preparazione, siamo contenti della difesa che abbiamo visto soprattutto nella prima parte di gara, una bella difesa tosta sui 22. Abbiamo avuto forse qualche problemino su qualche lancio di gioco, magari da rimessa laterale, però c'è da affinare, tutte cose che si possono mettere a posto. L'impegno è stato un impegno pazzesco. Non ho visto nessuno tirarsi indietro da uno scontro fisico, erano comunque una buona squadra. Anche perché loro si sono dimostrati la classica squadra inglese, no? Sì, però abbiamo dimostrato che anche noi, insomma, il nostro campionato non è da meno. Niente, è stato un ottimo amichevole, secondo me la prima abbiamo settato un buon livello, un buono standard e da qui si può solo andare sopra e non si può andare sotto. Diciamo da qui la prossima gara è un'altra gara piuttosto intensa. Sì, sicuramente anche con i Tigers sarà una bella partita. Adesso noi cerchiamo di pensare settimana per settimana, ci concentriamo settimana per settimana in modo che il focus non lo perdiamo, è molto più semplice lavorare più focalizzati su una squadra, una dopo l'altra. E quindi li aspettiamo qua in casa col coltello fra i denti e vediamo la prossima settimana cosa succede. Personalmente contento? Mi pare di sì, buona prova. Ah sì, dai, ho fatto un buon minutaggio, mi sono sentito bene, quindi sì, dai, si può comunque fare sicuramente meglio, insomma. Ai Tigers. Sì, ai Tigers. Si torna in campo domani sera, venerdì 17, quindi alle 20:30 a Monigo, ancora una volta grande amichevole estiva e naturalmente grandi nomi, Leicester Tigers contro i Leoni appunto del Benetton Rugby. Anche oggi con questa notizia abbiamo terminato il nostro appuntamento sportivo sulla web tv www.venetoglobe.com, lo spazio era quello dedicato al mondo sportivo regionale e provinciale. Ci trovate sul canale 813 per il momento per quanto riguarda la provincia di Belluno, ma in atto di ampliamento per tutto il Veneto nei prossimi mesi. A tutti voi una piacevolissima serata, buona serata.